troviamo nei giardini dei Musei Vaticani insieme allo scultore argentino Alejandro Marmo, nato il 19 febbraio del 71 nella provincia di Buenos Aires da padre italiano e madre greca. Qui siamo di fronte a due opere del maestro, il Cristo operaio e la Vergine di Luján. La Vergine è la patrona della Repubblica Argentina, mentre il Cristo è simbolo del progetto, simbologia della Chiesa che guarda al sud, iniziato 5 anni fa a Buenos Aires e prevede la realizzazione di opere d'arte di giovani che avevano problemi di integrazione sociale. Le opere qui presenti sono state realizzate nell'eliporto delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo e poi collocate nei Musei Vaticani. Per la loro realizzazione, lei maestro ha raccolto materiali di riciclo, tutti gli scarti in ferro di Città del Vaticano, catene arrugginite, pezzi di vecchi cancelli di chiese, ferraglia sparsa, anche vecchi oggetti abbandonati da più di 80 e 90 anni. Ha lavorato con una ventina di persone venute dall'Argentina. Sì, certo. Bueno, come mostra le opere, queste opere portano un messaggio, il messaggio di una realtà marginata che credo si fanno visibile in questa parte dei Giardini Vaticani. Per me il concetto di le opere è esponere una realtà sociale verso la fede di una chiesa vicina a questa realtà della violenza mondiale. Credo che le opere del Cristo operaio, anche la Vergine di Luján, che è la patrona di mia patria, mostrano la fede di quelli che sono marginati e può diventare in una vita con bellezza, la bellezza della fede, non solo la fede cattolica, per me la fede di trasformare la melancolia in una situazione di speranza, in un'estetica della speranza. In questo senso voglio dire che l'arte è una ferramenta, è un canale di lavoro, però questo è più importante, il messaggio di speranza, il messaggio di fede, soprattutto ai ragazzi che non guardano un orizzonte, non guardano una vita più avanti. Questo è il senso della mia opera. Lo che tu hai detto è la sintesi di un lavoro di 20 anni fa che io voglio fare come un senso di speranza, vero? Che l'arte sia un'estetica della speranza. Papa Francesco è il suo pastore. Il Papa la seguiva già dal 2001 quando era arcivescovo di Buenos Aires. Poi nel 2008 l'ha incontrato per realizzare un lavoro nel cuore della città denominato Mural di Vita, un'opera di 31 metri di lunghezza per 24 di larghezza. Papa Francesco ha detto che lei è un esempio di contrasto alla cultura del rifiuto, perché l'arte non deve scartare, mettere da parte niente e nessuno. Nel documentario La mia idea di arte, Papa Francesco parla dell'arte come strumento di evangelizzazione e di contrasto alla cultura dello scarto, affermando che i musei devono accogliere le nuove forme d'arte, devono spalancare le porte alle persone di tutto il mondo, essere uno strumento di dialogo tra le culture e le religioni, uno strumento di pace, essere vivi. Non polverose raccolte del passato solo per gli eletti e i sapienti, ma una realtà vitale che sappia custodire quel passato per raccontarlo agli uomini di oggi, a cominciare dai più umili. E lei, maestro, nelle sue sculture utilizza anche materiali di scarto industriale e ferroviario. Sono scarti che diventano opere d'arte. Sì, come dice Papa Francesco, credo che l'arte deve essere un strumento di evangelizzazione. Io credo che la Cappella Sistina Michelangelo ha fatto un'evangelizzazione, perché questa parte dell'umanità, questa epoca dell'umanità, non ci sono le scuole, non ci sono i musei,
purtroppo lui ha fatto un'evangelizzazione educativa con la cappella. Credo che questa epoca l'arte può essere una evangelizzazione dell'integrazione sociale verso questa guerra che significa lo sviluppo tecnologico. Credo che l'arte è un meccanismo di comunicazione universale dove tutto è uguale, l'emozione è uguale dell'umanità e la tecnologia non può essere una guerra che si guadagna con l'esclusione, deve essere un sviluppo naturale dell'umanità. Però in questa era io credo, è mia opinione, no? Umile, che non si può guidare questa forza della tecnologia e l'arte è un strumento per fare un'armonia dell'emozione di essere escluso. In questo senso per me tutto lo che si scarta di questa era si può diventare in un'integrazione emozionale, evangelizzare e purtroppo lasciare un messaggio forte, insisto, di diventare la melancolia della esclusione in una bellezza della speranza. Sono concetti molto profondi e molto importanti. Maestro, a metà degli anni 90 ha creato l'Arte in Fabbrica, Art in Factory, cioè la produzione di opere d'arte per spazi pubblici in fabbriche, con la partecipazione di lavoratori oppure di persone in difficoltà, esprimendo in questo modo il linguaggio degli esclusi. Sì, fino all'anno 90 in Argentina, anche in altra parte del mondo, il concetto di neoliberalismo ha fatto un casino propriamente, perché le fabbriche del mio paese si hanno devastato. E questo concetto di nuovo lavoro, no? Di non fare un ponte con la produzione e lo sviluppo. Tanti lavoratori hanno quedato esclusi del sistema lavorale e io ho cominciato questa epoca a fare una cosa come un ponte entre l'operaio senza lavoro e la creatività e la poesia. E questo è il progetto Arte nella Fabbrica. La fabbrica è un templo dove il lavoratore si sente integrato a fabbricare su propria vita verso la creatività di essere escluito di un sistema lavorale. E prodotto di quello hanno lasciato tante sculture in siti pubblici e la massima espressione è questo murale di vita sopra la via 9 de Giugno in Argentina. Però ci sono tanti lavori che testimoniano questo concetto. Credo che il lavoratore, l'energia delle mani dei lavoratori hanno lasciato un testimonio non solo per loro, anche per suoi figli, un messaggio di che questo lavoratore senza speranza, senza lavoro e negli anni 90 dell'Argentina hanno lasciato un messaggio di testimonianza e nei siti pubblici. E loro quando vanno via per questa strada guardano l'opera e dicono mie mani sono lì. Lei, maestro, ieri ha collocato la scultura L'abbraccio e l'abbraccio, vero? Nel terminal 3 di Fiumicino, il punto di transito dei sudamericani in arrivo a Roma, nel continente europeo. La scultura è quindi simbolicamente un ponte tra un lato e l'altro dell'oceano, un ponte tra i popoli, un abbraccio tra i popoli. Assolutamente sì, credo che l'abbraccio tra l'Argentina e l'Italia sia un abbraccio veramente storico, perché nella metà del secolo XX tanti italiani sono arrivati all'Argentina cercando una terra lontana piena di sogno e noi, i figli,
siamo capaci invece di fare un simbolo di fede, di sublimazione di questa melancolia, è un simbolo che lascia un messaggio di diventare questa melancolia della dopoguerra del secolo XX in un simbolo del secolo XXI che parla di l'amore. Amore e fratellanza. È l'amore e il gemellaggio di due paesi fratelli. Fratelli. Suo padre è originario del paese di San Rufo, in provincia di Salerno, dove lei ha donato la scultura all'abbraccio. Per me è un omaggio tanto particolare, perché ho fatto questo pensando sempre nel pensiero non solo di mio padre, sino di tanti migranti che hanno fatto questo sacrificio di andare via. E questo le fa onore. E credo che è un orgoglio, perché è un omaggio intimo tanto a mio padre però tanti migranti, e lasciare questo in San Rufo, che è la terra dove io ascoltavo di bambino tante storie di quello che hanno partito di là, del porto di Napoli al porto di Buenos Aires. E per me è un orgoglio che diria il più importante per mia scelta, no? Come artista. Credo che questo di lasciare nel popolo di mille abitanti una opera che è un omaggio a mia famiglia e anche a tante famiglie che non può fare questo omaggio. È l'opera più importante in Italia per me, perché è di cuore, è il cuore assolutamente profondo che io sento con questa terra. Lei, maestro, ha opere in Giappone, Austria, Repubblica Dominicana e a Roma, al Circo degli Artisti, a un parco di sculture. Certo, sì, il Circolo degli Artisti è un posto che voglio bene, perché è un posto che io ho lavorato nell'anno 2005. Ho fatto un parco di sculture con scarti, e sta vicino ai ragazzi che arrivano ai concerti. È un posto che è meraviglioso. Sono tanti ringraziati perché loro mi hanno ricevuto con un'arte che non era un'arte convenzionale. Eh, Dopo altri paesi, però mi migliore orgoglio è lavorare nella fabbrica, lavorare insieme ai lavoratori. Questo è il mio mondo, non il mondo dell'altro paese. Il mio mondo è l'officina, la ferramenta, il lavoro, i lavoratori che raccontano la sua storia. E che si realizzano. È vero, Sì. perché questo è il senso del mio lavoro. E così cerco e trovo l'emozione vera della mia scelta, della mia ricerca. E credo che questo non lo posso abbandonare mai. Tu sai che per me ieri abbiamo inaugurato questa opera tan importante nell'aeroporto di Roma, però è un'opera che sì, mi dà troppo orgoglio per la storia di forza, di lavoro di 20 anni, però a me mi emoziona lavorare in fabbrica, che questo è il mio posto. Complimenti. Grazie. Senta, maestro, lei dice che le periferie hanno i cuori freddi e devono essere riscattate. Si deve dare speranza, si deve dare un motivo per vivere, e quindi in una società forse indifferente gli scarti diventano bellezza. Sì, certo, credo che la marginalità oggi è una realtà che si vede con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti, però si vede sempre. Credo che chi non la vuole non la vuole guardare, la verrà, perché è una realtà che
che il tempo la sta facendo grande. E gli scarti per me è una metafora di questa realtà. Gli scarti è un testimonio di quelli ragazzi quelli ragazzi che stanno in questa marginalità. Anche io tanti tempo fa fu un ragazzo della marginalità, diventato un artista, però la mia realtà era marginale, mia vita è marginale, e credo che si trasforma permanentemente in una scelta di creatività, però nasce nella marginalità del pensiero. Con Papa Francesco lei condivide la stessa filosofia di arte e fede. L'arte, creata da materiali di recupero, diventa metafora di recupero sociale. La cultura, l'arte devono dare al mondo un messaggio di speranza. Quindi il messaggio principale è un messaggio di fratellanza, di pace, di unione fra i popoli. Sicuramente sì, perché questo messaggio c'ha unire, fare un ponte con tutti gli scartati, che siamo tutti lo che siamo qui, perché tutti siamo un po' scartati in questa era. Credo che è un messaggio di pace, però voglio dire che anche è un messaggio di pace, è un messaggio di che la creatività è un potere supremo. Per me la fede è l'arte, la fede verdadera, la mia religione è l'arte, è un messaggio universale. Questo devo dire, che per me l'arte è la religione che mi ha salvato la vita. Meraviglioso. Grazie. E maestro, quali sono i suoi progetti per il futuro? Andare avanti con il pensiero sempre vicino alla creatività, di trasformare la parte più oscura della mia persona vicino al sole, alla luce. Credo che questo è il mio progetto. E io le auguro tutto il bene che desidera e tanti auguri maestro, grazie. Grazie a te per arrivare qui, grazie.